Presidente, anticipo che se a un certo punto fossi in difficoltà potrei essere autorizzato ad abbassare un po' la mascherina, perché l'altra volta alla fine ero in debito di ossigeno. Tanto Vabbè, non è che... faccio distanziare il collega Luciani o mi distanzio Sì, no, è io. importante che sia distante da tutti quanti gli altri. Ecco. Sì, Insomma, dico... finché può tenerla sarebbe meglio tenerla. Sì, Capisco sì. che è una difficoltà obiettiva nel parlare a voce alta con la mascherina, E poi quindi temo di perdere lucidità. cerchiamo di essere elastici, diciamo. Va bene, un attimo. Grazie, io ci provo. Sì, un attimo solo, pubblico poi ministero. vediamo. Pubblico ministero, scusi, un attimo solo. Prego. Sì, Presidente, grazie. Inizio con due precisazioni dovute alla carenza di ossigeno della scorsa udienza. La sentenza del sequestro della Cerreoni era della prima sezione. Sì, non era non della decima. Ci eravamo resi conto, ma non l'abbiamo corretta, pubblico ministero. Diciamo. Perché poi ho detto proprio la decima, quindi sì, faccio ammenda. L'udienza in cui ha deposto il test Lerza era dell'8 settembre e non dell'8 febbraio. L'8 febbraio è il mio compleanno e mi è scappato. Va bene, ricominciamo. Presidente, riavvolgiamo velocemente il nastro. Noi eravamo arrivati a dimostrare, secondo noi, attraverso le dichiarazioni dei collaboratori, attraverso le sentenze definitive, che da 30 anni si parla di Gran Casamonica come sodalizio stabilmente inserito in contesti di criminalità organizzata della capitale. Come sono riusciti Casamonica a fare un salto di qualità del genere da un punto di vista criminale? Secondo insomma, quelle che sono lo studio che si basa su tutti degli abilissimi picchiatori, in particolare sono quasi tutti pugili. Questo emerge dalle concorde dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, lo ha detto Fazzari, udienza del 27 gennaio 2020, questa storia risaputa per Roma dappertutto, che sono la maggior parte tutti pugili non professionisti, ma pugili, gran picchiatori. È risaputo che si sono fatti strada così recuperando i crediti della banda della Magliana. Lo dice anche la Cerreoni. La Cerreoni lo dice, a me piace sempre, se riesco a estrapolare dichiarazioni utili per questo processo, rese dalla Cerreoni nell'altro processo, cioè nell'incidente probatorio del 29 dicembre del 2014, perché in quell'incidente probatorio la Cerreoni a un certo punto devono picchiare l'udienza del fanno tutti pugilato, anche se non a livello professionistico, lo fa Giuseppe, lo fa Domenico, lo fa Massimiliano, lo fa Pasquale, che lo fa particolarmente bene, come insomma abbiamo visto, non a caso lo chiamano Rocky, come abbiamo visto, nel senso che lo potete vedere, Presidente, perché noi il video dell'aggressione selvaggia ai danni di Fabio Sulpizzi lo abbiamo prodotto e per capire la paura della gente quel video va visto, guardatelo in camera di consiglio. Poi c'è la dichiarazione del teste Flocker che riscontra tutto questo e dice sì, io
il padre Casamonica Guerrino era addirittura un pugile professionista e aveva cercato di avviare i figli all'attività del pugilato, e questa circostanza è ben nota nella popolazione romana. Ne ha parlato Sulpizi, udienza del 19 febbraio 2020, che dice testualmente: lo fanno tutti quanti, era pugilato. Ne ha detto il teste Simone Formica, udienza del 22 settembre 2020, dice: io li conosco da una vita, posso mettermi paura, sono quasi tutti pugili. Lo ha detto il teste Fururi Roberto, anzi il collaboratore Fururi Roberto, dicendo che i Casamonica sono abilissimi nel recupero crediti, perché dice la gente per questo pure aveva paura, perché se qualcuno non pagava o se gli dovevano dei soldi spaccavano. E poi ogni tanto qualcuno ci rimette la vita, perché Luigi Ticconi, il compagno di banco di Cristiano Vitale, è stato ammazzato a pugni da Casamonica Luciano, che ha riportato una condanna per omicidio preterintenzionale. Per cui, e qua tiro le somme su tutto quello che avevamo detto l'altra volta, è vero che i Casamonica non sono una mafia storica, ma è vero pure che a Roma non possono essere ritenuti un'organizzazione priva di nomen e di storia criminale. Quanto al nomen, adesso lo vedremo, e basta solo l'evocazione del nome Casamonica per determinare paura, basta vedere come il nome Casamonica è conosciuto a Roma, ma adesso lo vedremo. Per cui, rimanendo a quella dicotomia del dottor Ariolli, possiamo dire che ormai da un ventennio i mafiosi doc a Roma, secondo noi, sono i Casamonica. E perché? E iniziamo adesso, finora abbiamo fatto una ricostruzione storica, adesso iniziamo un po' a entrare nel dettaglio di quali sono le caratteristiche di questo clan. La prima caratteristica, quella che desta maggiore preoccupazione e che poi provoca paura, su cui si fonda la forza di intimidazione, è che possono fare affidamento su un numero di sodali potenzialmente, ripeto l'avverbio, potenzialmente enorme. Il teste Lo Iacono ha spiegato come l'esperienza investigativa maturata negli ultimi anni induce a parlare di arcipelago Casamonica, costituito da più famiglie collegate tra loro ma autonome l'una rispetto all'altra, e che sono dedite tutte alle stesse attività, che sono usura, estorsione, armi, sostanze stupefacenti, intestazioni fittizie di beni, attività che la Corte d'Appello di Roma, nella sentenza del 16/12/2016, operazione Tramonto definitiva che ho prodotto, le definisce le attività criminali costituenti il terreno di elezione delle tradizionali associazioni di stampo mafioso. E per quello che è emerso dall'attività di indagine, nonostante l'autonomia che contraddistingue ciascun nucleo familiare, i Casamonica sono legati fra loro da un comune senso di appartenenza alla medesima famiglia, come si è potuto vedere nell'agosto del 2015 in occasione del funerale. Ecco, questo è un aspetto che noi intendiamo approfondire partendo dalle dichiarazioni di Deborah Cerreoni, che devo dire su una serie di aspetti strutturali del clan ha dimostrato una capacità anche di lettura che per certi versi stupisce, perché lei lo dice, lei ne ha parlato davanti a questo tribunale proprio nella prima udienza 28 gennaio 2020, è un comune senso di appartenenza alla medesima famiglia, un vincolo che lega praticamente tutti i Casamonica. Quindi la struttura, lei dice così: senso comune di appartenenza alla medesima famiglia, ma nel contempo divisioni in articolazioni territoriali che hanno autonomia operativa che prescinde, insomma non c'è, come dice lei, il capo dei capi, ma poi lo vedremo. Ecco, questa che sembra un'affermazione che lascia il tempo delle trova. Che vuol dire senso comune di appartenenza alla medesima famiglia? La Cerreoni lo spiega, dice: questo si traduce nel fatto che
avrà bisogno nei momenti di difficoltà. Tutti, e sono tantissimi, dice lei, sono a disposizione. Questo lo dice la Cerreoni con la sua esperienza di Portafurba. Per quello che ha visto a Portafurba, la Cerreoni non è una criminale come Fazzari, poi vedremo quello che ha detto Fazzari. Ci dà questa prima dichiarazione e questa prima lettura di Portafurba. Poi guardate cosa ha detto la teste Angela Rogers, che invece non è una sprovveduta ragazzina che si è ritrovata a Portafurba a vivere l'incubo che ha vissuto la Cerreoni. È un vicequestore aggiunto della Polizia di Stato che ha indagato non su Portafurba ma sulla Romanina. L'udienza è quella del 20 ottobre del 2020 e la Rogers dice questa cosa. Abbiamo constatato che questa organizzazione, oltre ad avere una struttura che non è verticistica ma è orizzontale, perché esistono le organizzazioni con struttura orizzontale, parleremo anche di questo, è caratterizzata dal fatto che ciascun gruppo familiare ha una sua autonomia nell'ambito delle attività illecite che perpetra. Nel momento in cui però si viene a verificare una minaccia proveniente dall'esterno, cioè proveniente da coloro che non appartengono alle famiglie Casamonica, tutti i gruppi familiari si ricompattano. Per minaccia intendo un qualsiasi fattore esterno che vada a incidere sui gruppi familiari dei Casamonica, perché hanno un fortissimo senso di appartenenza alla famiglia e per questo si ricompattano. Quindi la Rogers, con parole diverse, perché ovviamente ha una cultura, un'esperienza diversa, e le dice, dopo aver fatto un'attività di indagine lunga e complessa sui Casamonica della Romanina, sostanzialmente dice la stessa cosa della Cerreoni. Ma ancora più quindi abbiamo la prospettiva della Gaggia a Portafurba, la prospettiva del vicequestore aggiunto della Polizia di Stato alla Romanina e adesso vediamo la prospettiva del criminale, cioè delle dichiarazioni di Fazzari, che dice a Roma nessuno, quell'udienza è quella del 14 gennaio 2020, nessuno si mette contro Casamonica, perché sono tanti, sono sempre uniti quando succede qualcosa. E lui dice, io questa esperienza l'ho vissuta, cioè Fazzari qua non fa una valutazione, parla di quella che è stata la sua esperienza, per cui lui nella prima fase del rapporto con Casamonica Massimiliano a un certo punto ha avuto dei problemi e ha cercato aiuto a Roma, e Fazzari è uno che nella vita fino al 2015 ha fatto il criminale ed è nato e cresciuto nel Lazio e criminali nel Lazio ne conosce tanti, però dice non sono riuscito ad avere aiuto da nessuno, ho parlato con Carlo Moretti, mi hanno detto tutti la stessa cosa, ho pensato anche di scendere in Calabria per risolvere il problema in maniera diversa, cioè rivolgendomi ai miei parenti ndranghetisti. Dice poi io queste cose ne ho sentite dire da Carlo Moretti al quale mi ero rivolto, da Giorgio Guarnieri, da Ivano Pace, sono tutte persone insomma con precedenti penali. L'ho sentito dire anche da Noemi Ranieri, che conosce Casamonica da una vita e conosce Perronace che sta con i Gallace. Quindi su questo punto le dichiarazioni di Fazzari e Cerreoni sono ancora una volta speculari, però su questo argomento Fazzari, così come sull'argomento rapporti con la penitenziaria e Re Bibbia, ha un angolo prospettico privilegiato, perché la Cerreoni dice quello che ha visto a Portafurba, quello che ha potuto notare, quello che ha potuto anche dedurre. Fazzari no, Fazzari racconta l'esperienza del criminale radicato nella capitale e che si deve contrapporre ai Casamonica. Tutto questo trova riscontro anche in una serie di intercettazioni. Per cui finora siamo sulla prova dichiarativa. Guardiamo le intercettazioni. Le intercettazioni io le analizzo sempre in ordine cronologico. La prima è una conversazione del 29 settembre 2000. Il protagonista è Casamonica Giuseppe. Io non utilizzo l'intercettazione perché il Tribunale l'ha ritenuta inutilizzabile. Io utilizzo la sentenza definitiva
nella quale quella conversazione è riportata e nella quale sono riportate le dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria che era quello che aveva stimolato quell'intercettazione. E Casamonica Giuseppe dice: noi siamo proprio uniti come famiglia, è una cosa, è la razza che è fatta in quella maniera. Se io ho un problema posso andare da mio cugino, che sarà Luciano, da mio zio, che sarà Vittorio, e via dicendo, tanto che il Tribunale ritiene univoca questa conversazione. Ed è del 29 settembre 2000. Passano 16 anni e noi intercettiamo una conversazione che è un riscontro straordinario dal nostro punto di vista a tutto quello che ho detto finora, all'interno dell'autovettura di Casamonica Guerrino. È la conversazione dell'11 marzo del 2016, il RIT 8802 del 2015, il progressivo il 1765, e quell'intercettazione che nell'altra udienza ho detto, secondo me, è una delle intercettazioni più importanti dell'intera attività di indagine, anzi forse la più importante di tutte. Per leggere questa intercettazione, Presidente, però, bisogna fare una premessa con riferimento alla identificazione dei conversanti, perché il trascrittore sbaglia e lo possiamo dimostrare. Nella memoria ve lo spieghiamo per filo e per segno, nel senso che lui attribuisce a Chicco, che sarebbe Guerrino, una serie di frasi che pronuncia invece Pasquale detto Rochi. Che si trattasse di Pasquale detto Rochi non c'è alcun dubbio sulla base di tutta una serie di elementi che vi indichiamo nella memoria. Ve ne dico qualcuno: l'interlocutore chiamato voce maschile, che è Casamonica Consiglio, lo chiama ripetutamente Ro. A un certo punto gli dice: tuo fratello è negro. Il fratello è negro è notoriamente Casamonica Massimiliano, che ne dica lui nelle dichiarazioni spontanee. Lui è soprannominato Ciufalo o Ernegro, lo dice la Cerreoni, lo dice Fabio Casavecchia, emerge dalle intercettazioni su cui è deposto il test di Giuliano, lo ha detto anche Vitale, senza sapere di averlo detto, perché Vitale, nel raccontare il suo rapporto fanciullesco con i Casamonica, ha detto: giocavamo a pallone insieme, mi ricordo che ci attribuivamo dei nomi e Massimiliano Casamonica lo chiamavamo Barbadiglio. Voi forse non lo sapete, ma Barbadiglio è un attaccante dell'Avesino peruviano dei primi anni '80, notoriamente insomma di colore, quindi è negro è lui. Quindi quando dice tuo fratello è negro, sicuramente non è Casamonica Emanuel, ma è Casamonica Massimiliano, che è il fratello di Pasquale. Comunque nella memoria tutto questo lo spieghiamo meglio. Andiamo avanti. A un certo punto a bordo dell'autovettura restano solo Pasquale e Simone, anzi Rochi e Simone, li voglio chiamare con i loro soprannomi così ci capiamo meglio, e parlano di tutta una questione che attiene alla opportunità o meno di sferrare un attacco armato contro un gruppo avverso che avrebbe fatto uno sgarro a Casamonica Pasquale. E qua, a parte il fatto che fanno ripetutamente riferimento alla circostanza di fare parte di un unico gruppo, questo è un aspetto che valorizzerò meglio nella parte finale della discussione di oggi, della mia, perché poi inizia il collega, perché uno degli aspetti che intendiamo affrontare è anche dimostrare che i due gruppi sono due sottogruppi di un unico gruppo. Ma per il momento vi sottolineo questa frase. Quindi si fomentano a vicenda e dice Rochi tutti dietro, io sto in prima linea, noi siamo Pitbull, siamo Rottweiler. A un certo punto c'è questa frase: siamo 100 persone se c'è un problema, te lo dico io a Ro, che problema c'è? Non passano, non passano. Siamo 100 persone, quando siamo 100 persone? A Portafurba non sono 100, siamo 100 persone se c'è un problema, che è la stessa cosa che ha detto Fazzari, che è la stessa cosa che ha detto la Rogers, cioè i vari gruppi presenti nella capitale, se c'è un problema si ricompattano. E questa è una conversazione, che spero almeno questa si possa definire univocamente criminale, perché all'altra la Corte d'Appello per esempio aveva dato una lettura diversa. Io spero che se si tratti se si parli di fucili a canne mozze, P38, pistole d'altro tipo,
Scorpion di andare a sparare. Spero che si possa dire che è una conversazione univocamente criminale, e comunque loro dicono: siamo 100 persone, se c'è un problema. C'è da dire che questa è la trascrizione paritale, la trascrizione fatta dal consulente di cui ci siamo avvalsi in fase di indagine purtroppo non era così precisa, infatti abbiamo avuto tanti problemi con quel consulente a cui abbiamo dovuto anche revocare l'incarico. Quindi prova dichiarativa, intercettazioni, però visto che dobbiamo poi analizzare la forza di intimidazione, la domanda è: ma tutto questo è noto solo ai componenti del clan e a quelli che gli gravitano intorno per aspetti criminali come la Cerreoni e Fazzari e Furuli, o è noto a tutti a Roma? E guardate, io adesso vedo in una serie di dichiarazioni delle persone offese, non voglio essere petulante, magari nella memoria ne mettiamo qualcuna in più. Barcaccia Cristian, udienza del 26 febbraio 2020, dice che sono come una ragnatela. Sulpizi Fabio, l'abbiamo già detto l'altra volta, si sente dire: anche se mi arrestano ci sono gli altri dietro di me. Formica Simone, 22 settembre 2020, dice: no, io avevo paura di tutto il gruppo perché, testuale, sono tanti, è una famiglia unita. Conversazione fra Formica Simone e la madre, 24 settembre 2018, RIT 50 25 18 progressivo 22 19. Una cosa importante, questa è una conversazione, ci sono diverse conversazioni che adesso vi indicherò, intercettate dopo l'esecuzione di Gramigna, quando in teoria la gente avrebbe dovuto dire: ah, meno male, l'hanno arrestati. E invece sono intercettazioni da cui si desume esattamente quello che vi ho detto finora, cioè che è notorio che il problema non era stato risolto perché ce n'erano tanti altri fuori, e quelli di Portafuori avevamo arrestati tutti praticamente. Che succede? Succede che Formica viene citato a comparire in procura e fa una telefonata con la madre in cui le dice testualmente, e qua, a parte che dice una serie di bestemmie, ma insomma ve le risparmio, dice: là devi stare attento pure come parli, perché se parli male quelli ti vengono a pigliare a casa poi. E quelli chi? Visto che erano tutti dentro. È evidente che sa che ce ne sono altri fuori. Ancora più esplicita sullo stesso punto è la conversazione fra l'Abbiso Marco e l'Abbiso Maurizio, padre e figlio, del 23 luglio 2020, progressivo 4508, RIT 4150 del 2018. Queste sono intercettazioni, diciamo, questa conversazione fa parte di un gruppo di intercettazioni drammatiche, cui penso che le ricorderete benissimo perché avete fatto anche un'ordinanza di acquisizione delle dichiarazioni di Alabbiso sulla base di queste conversazioni. Ed è una conversazione fra padre e figlio quando Alabbiso è stato avvicinato dopo l'esecuzione dell'operazione, gli hanno fatto sapere cosa doveva dire. E il padre dice: ma questi sono rimasti gli altri a rompere i coglioni? E Marco Alabbiso risponde: vabbè, ma quelli sono 10.000. Laurito Daniele, sentito nell'udienza del 6 ottobre 2020, Laurito Daniele è uno che Casamonica gli conosce bene, è stato socio di Di Marzio Giuseppina per tanti anni, ha avuto rapporti con questi, gravita nel mondo delle discoteche da sempre, e a un certo punto, per spiegare la sua paura, dice testualmente questa frase: anche se magari in carcere stanno in 30 o in 40, che è chiaramente riferimento all'operazione Gramigna, che avevamo arrestato 37 persone, fuori sono 100-200. Di Marzio Claudio, udienza del 29 settembre 2020, si sente dire: tanto se ne fa la denuncia ne arrestano uno e ne restano fuori 100. Conversazione fra Fusco Fabio e Conti Eleonora, RIT 4158 del 2018, progressivo 3102 del 20 settembre del 2018. Conversazione perfettamente speculare a quelle di Alabbiso e di Formica, cioè sostanzialmente Fusco dice: ma certo, proprio adesso che avevo finito quasi di pagare l'hanno arrestato, e poi dice: vabbè, ma tanto poi se no venivano i cugini, quello, quell'altro, tanto mica li hanno presi tutti, e avevamo arrestato 37 persone. Poi ci sono le dichiarazioni di Lanzi Marco, questa è una deposizione secondo me molto importante su cui bisognerebbe fare una serie di riflessioni. L'udienza è quella del 24 novembre del 2020. Nella sua deposizione, proprio su questo aspetto, cioè sul numero
dei componenti del clan, che è questo anche che incute paura, fa una serie di dichiarazioni, sono 3 passaggi micidiali, perché prima dice ci sono tante altre persone della loro famiglia che sono liberi, poi dice era una famiglia che sono un po' tutti uniti, quindi non è che potevi avere paura solo di uno, ma di tutti. Poi dice loro sono talmente tanti che... E Lanzi Marco, c'è anche una conversazione che è stata intercettata col capitano Lo Iacono, che è dell'11 agosto del 2018, quindi dopo l'esecuzione dell'operazione, dopo le conferme al Tribunale del riesame. Lanzi Marco viene intercettato col capitano Lo Iacono e dice tutta una serie di cose più o meno di questo tenore, e faccio rinvio a quella conversazione. Quando ha deposto davanti al Tribunale, Lanzi ha detto sostanzialmente che dopo aver reso la dichiarazione all'APG, ha parlato al telefono con il capitano Lo Iacono e la conversazione è agli atti e la potete leggere. A quel punto Lanzi dice io credo di non poter più vivere a Roma dopo questo, e proprio lui liquida tutto come uno che parte in guerra, lascia la fidanzata, lascia la città, va in Abruzzo e ci resta per diversi mesi, poi torna e nel settembre 2020 viene avvicinato da Casamonica Guerrino Classe 87, che è un personaggio miracolato di questo processo, che è stato sfiorato, è uno che è passato nel fuoco e ne è uscito, ma magari in futuro sarà meno fortunato. Questo è il fratello di Casamonica, Salvatore Classe 88, che avvicina Lanzi Marco nel settembre del 2020 in un bar, ed è lo stesso soggetto che nel settembre del 2016 aveva avvicinato Marco all'Albiso, cioè si chiama Casamonica Guerrino Classe 87, detto Maità. Poi ci sono le dichiarazioni di Checchi Fabrizio, le abbiamo già richiamate l'altra volta, avevano arrestato Massimiliano, che era il suo usuraio. Il problema era tutt'altro che risolto, anzi le minacce peggiori le ha ricevute proprio in quel periodo, quando lui scappa negli Stati Uniti. Casamonica Massimiliano era detenuto. Poi ci sono le dichiarazioni di Casavecchia Fabio Massimo, che deponendo che gli conosce da 20 anni, e deponendo davanti a questo tribunale dice sono una famiglia famigerata, insomma non era una famiglia normale. Dello stesso tenore le dichiarazioni di Fururi Roberto, che ha detto di aver visto con i suoi occhi il terrore di Marco Maggi, che aveva paura di essere massacrato da tutto il gruppo di persone. Ovviamente tutte queste dichiarazioni, basta, non ne leggo più, ce ne sono tante altre, ma direi che ho annoiato abbastanza. Ovviamente rilevano non solo perché confermano le dichiarazioni dei collaboratori in merito alla struttura peculiarissima di questo clan, ma perché hanno indiscutibili ricadute in punto di qualificazione giuridica del fatto. Cioè, pensate a tutto quello che abbiamo detto finora, sì, ne arrestano 40, ne restano fuori 100, mica li hanno presi tutti, eccetera, eccetera. E torniamo a quello che aveva detto la tanto invocata sentenza della sesta sezione di Mondo di Mezzo. È necessario che la forza di intimidazione derivi dall'associazione in sé e non dal prestigio criminale del singolo associato, nel senso che anche se venissero individuati, perseguiti ed isolati i singoli associati, anche quelli dotati di rilevante fama criminale, non di meno l'associazione manterrebbe la propria fama criminale. Ditemi se questa frase non la potete calare precisa nel nostro procedimento, ditemi se non si attaglia perfettamente all'organizzazione di cui stiamo parlando. Altro tema, Casamonica Vittorio, ne abbiamo già parlato in parte l'altra volta, analizzando le dichiarazioni di Fazzari, che aveva parlato dei suoi rapporti con la banda della Magliana. Per la verità la stessa cosa aveva detto anche la Cerreoni e sono puntualmente riscontrate. Vediamo un po' cosa dice esattamente la Cerreoni, anche qua dimostrando una lucidità ammirevole, perché lei dice, lo dice nel 2015, una ragazza semplice interrogata da un pubblico ministero che cerca di capire come è strutturato il clan, e lei dice quello che ha detto davanti a questo tribunale, che vi leggo nell'udienza del 28
gennaio del 2020. Questo zio Vittorio non era il capo di tutti, perché non esiste nei Casamonica, in quella famiglia, non esiste un capo di tutti, un capo assoluto. Ogni nucleo ha il suo capo, non esiste un capo dei capi, diciamo. Però diciamo questa cosa appunto comunque è un clan alla fine, perché sono tutti legati tra loro in attività illecite. Mi riferisco alla struttura delle famiglie, che sono proprio strutturate così. Cioè dice che quello che ha detto la Rogers è una struttura orizzontale. Ora, anche qua, no? Devo aprire una parentesi, diciamo, dolorosa per me, anche per il collega Luciani, forse più per lui che per me, in cui noi a un certo punto, nella sentenza della Corte d'Appello, leggiamo che uno dei motivi per i quali, perché loro dicono no, deve decidere il Tribunale, però poi ne scrivono, uno dei motivi per i quali sostanzialmente la Corte d'Appello ritiene che non ci sia la mafiosità e dice che la Cerreoni, sentite questo passaggio, non ha fatto alcun riferimento all'esistenza di un organismo parafederativo delle famiglie composto dai singoli capifamiglia che prenda decisioni efficaci per tutte le famiglie, cioè non c'è la cupola, no? Cioè come la Commissione Provinciale di Palermo. Ora, scusi, a parte il fatto che quando la Procura di Roma nel processo Mondo di Mezzo ha sostenuto la mafiosità parlando di riserva di violenza e di capacità potenziale di intimidazione, si è presa una bella, diciamo, segnatura con la penna blu della Cassazione che ha scritto si tratta di concetti giuridicamente estranei alla tipicità della fattispecie. E io potrei accontentarmi, come dire, di riportarmi a questa sentenza della Cassazione Mondo di Mezzo, che questo processo, nel senso, veramente la cupola, diciamo che è un concetto giuridicamente estraneo alla fattispecie di cui ci stiamo occupando. Ma poi io invito anche a fare una riflessione. Se per esserci la mafia deve esserci la cupola, allora la camorra non è mafia. Allora l''ndrangheta prima del 17 giugno del 2016, quando è passato in giudicato il processo crimine, non era mafia. Nessuno ha mai dubitato che le singole cosche di camorra rientrino nella fattispecie del 416 bis. Nessuno ha mai dubitato che le singole, che la cosca Bellocco, la cosca Pelle, la cosca Gallico, la cosca Pesce, anche se valutate isolatamente e non nell'ambito di un'organizzazione unitaria con un organo di vertice, rientrassero nel 416 bis. E poi comunque, per la verità, pare di capire, cioè la cupola è una peculiarità, ma qua siamo fuori dal diritto, ma visto che, come dire, ci stimolano, allora rispondiamo. La cupola è una peculiarità di Cosa Nostra, ma non ha neanche i poteri stringenti che la Corte d'Appello pretende che debba avere, perché leggendo la sentenza si capisce che la cupola, cioè questo organo parafederativo che poi non so dove si dovrebbe riunire, dovrebbe decidere anche sulle singole intestazioni fittizie. Cioè non c'è l'aggravante mafiosa sull'intestazione fittizia dell'autovettura perché non lo ha deliberato la cupola, ma dico, ma di che stiamo parlando? Anche perché poi noi ci stiamo occupando in questo processo dei Casamonica di Portafurba. Noi non stiamo facendo il processo universale dei Casamonica. Nell'occuparci dei Casamonica di Portafurba abbiamo faticosamente messo insieme tanti tasselli per ricostruirne la struttura. Ed è una struttura orizzontale, come è una struttura orizzontale la camorra, come era ritenuta una struttura orizzontale l''ndrangheta fino a pochi anni fa. Quindi questa dichiarazione della Cerreoni, che viene anche liquidata come per dire sì, sta ragazzina parla di mafia e non capisce che manca la cupola, in realtà è riscontrata in un modo straordinario da una conversazione che adesso vi richiamo,
che è quella intercettata a bordo dell'autovettura di Pace Daniele il 12 febbraio del 2018, il RIT è il 1756 del 2018, progressivo 538. È un'intercettazione dell'operazione Noi Proteggiamo Roma, ne ha parlato la dottoressa Rogers e ha spiegato chi è Pace Daniele. Pace Daniele è uno dei pochissimi gaggi che sono accettati all'interno di un clan Casamonica, nel caso di specie quello della Romanina. Lui era il braccio destro, lo spiega bene la Rogers, il braccio destro di Casamonica Christian, era talmente inserito che parlava anche lui in lingua sinti. Simona Zagova, la collaboratrice di giustizia, scompare perché le storie della Cerreoni e della Zagova sono molto simili. Entrambe finite da giovani in questa famiglia, entrambe alla fine riescono a scappare quando il marito è detenuto, entrambe cercate dal clan. Quello che viene mandato a cercare la Zagova anche in Repubblica Ceca, se necessario, è proprio Pace Daniele. Quindi Pace Daniele è proprio un personaggio doc, inserito perfettamente, infatti è arrestato per associazione mafiosa e abbiamo chiesto il rinvio a giudizio la settimana scorsa e tuttora è detenuto ad Ancona per questa. In questa conversazione lui parla con un tale Sarrecchia Andrea e a un certo punto parlano dei Casamonica e questo Sarrecchia gli dice: la famiglia dove stai te, cioè forse non te rendi conto, ma lavori per i più grandi criminali di Roma, sono una delle prime famiglie, beh? E il Pace Daniele risponde: una delle prime famiglie? No, è la prima. A questo punto questo Sarrecchia si incuriosisce e dice: senti, ma chi è il più potente dei Casamonica? E la risposta di Pace Daniele è: ma non c'hanno la piramidale loro? È una struttura orizzontale, lo dice Pace Daniele, che è uno che fa parte di questo clan. Vi segnalo che in questa conversazione, vi invito a riascoltarla solo per la precisione, il perito sbaglia l'ascolto perché a un certo punto Sarrecchia dice: ma come si chiama il papà di Christian? Nella perizia è scritto Caruso, in realtà se riascoltate dice chiaramente Ferruccio, sta parlando del padre di Casamonica Christian. Quindi questa conversazione conferma dall'angolo prospettico della Romanina, dall'angolo visuale della Romanina, quello che la Cerreoni aveva già riferito dicendo quello che aveva visto a Portafurba. E poi c'è una cosa che voglio segnalare. Questa conversazione è stata intercettata il 12 aprile del 2018. Gramigna è stata eseguita il 17 luglio del 2018. Le dichiarazioni della Cerreoni sono diventate pubbliche il 17 luglio del 2018. Quando Pace Daniele fa questa affermazione, non c'hanno la piramidale, non ha letto le dichiarazioni della Cerreoni, non le ha potute leggere, erano coperte dal segreto. Eppure dicono esattamente la stessa cosa, da due prospettive diverse. Del resto, questa è una domanda che è stata fatta da Teste Rogers, ma sono emersi i rapporti fra quelli della Romanina e quelli di Portafurba? I rapporti in realtà sono emersi dalla nostra indagine, ne ha parlato il Teste Flocker, parlando dei contatti telefonici fra Casamonica Guerrino, detto Chicco, e Casamonica Christian. Fra l'altro in queste telefonate Casamonica Christian utilizzava un'utenza intestata a Pace Daniele, proprio a riprova del rapporto esistente fra i due. E poi è molto interessante un verbale di assunzione di informazioni reso dalla Cerreoni il 31 gennaio del 2018, perché una delle cose che ho detto l'altra volta in debito di ossigeno era che la Cerreoni ha rivestito il ruolo di testimone di giustizia dal luglio 2017 fino al luglio 2020, in realtà è fino al luglio del 2018. Questo verbale noi l'abbiamo acquisito col consenso delle parti nell'udienza del 4 febbraio del 2021. Se leggete quel verbale, la Cerreoni parla proprio dei Casamonica dell'operazione Noi Proteggiamo Roma, li riconosce anche in foto. Parla di Casamonica Guerrino detto Pedè, parla del padre Casamonica Giuseppe, della madre di Silvio Anna, della Casamonica Sonia,
di Casamonica Cristian, e a un certo punto dice: sono quelli della Romanina, come il defunto Casamonica Vittorio. Non so che tipo di parentela ci sia fra quest'ultimo e Pelé, ma certamente sono parenti fra loro, e in effetti la Rogers lo ha spiegato bene. Sono rapporti strettissimi di parentela fra questi e Casamonica Vittorio, perché Casamonica Giuseppe, padre di Pelé, è il figlio di Casamonica Consiglio, fratello di Vittorio. Casamonica Loreta, sorella di Ferruccio, è sposata con un fratello di Casamonica Vittorio. Quindi questi sono proprio rapporti strettissimi riscontrati dalle dichiarazioni della Cerreoni. Eppure Fazzari Massimiliano non ha mai conosciuto Casamonica Vittorio. Scusi, 4 febbraio 21 o 20? 4 febbraio 21 l'acquisizione del verbale? Sì, l'ha chiesto la difesa l'avvocato Marco Di Michele per provare, credo, chi abitava a Portafurba. Il verbale è quello del 31 gennaio del 2018, aspetti che ve lo confermo, è stato acquisito nell'udienza del 4 febbraio 2021. Credo che in quell'udienza sia stata emessa l'ordinanza dal Tribunale, ma la richiesta di acquisizione era stata formulata in qualche udienza precedente. Prego. Andiamo alle dichiarazioni di Fazzari Massimiliano su Casamonica Vittorio. Lui, la fonte principale di Fazzari, che non ha mai conosciuto Casamonica Vittorio, sono Simone e Luciano, con i quali aveva un rapporto particolarmente stretto, e aveva sentito dire da loro che insomma, questo Casamonica Vittorio è un personaggio per loro talmente carismatico, talmente un punto di riferimento, il mito, che chiamavano la Romanina il quartier generale. In effetti, anche qua, i rapporti fra proprio il ramo Luciano e Simone e il ramo Casamonica Vittorio risultano riscontrati, perché lo ha spiegato bene il Testero Iacono. L'udienza è quella del 5 febbraio del 2020. Casamonica Armando, padre di Luciano e Consiglio, è cugino di primo grado di Casamonica Vittorio, e inoltre il suocero di Consiglio, Casamonica Dante, è nipote di primo grado di Casamonica Vittorio, quindi era un rapporto familiare particolarmente stretto. E poi, dice sempre lo Iacono, un fratello di Casamonica Armando è il padre di Casamonica Concetta, la madre di Liliana, Giuseppe, Pasquale, eccetera. Quindi ecco il rapporto anche di vincolo familiare proprio esistente con il ramo di Casamonica Vittorio. Le dichiarazioni di Fazzari, qua vado veloce perché forse l'ho già detto l'altra volta, in merito al rapporto stretto, in particolare fra Luciano, Simone e il defunto Vittorio, risultano confermati dagli accertamenti del funerale. Il feretro lo portano loro, il funerale a Portafurba, l'Arco di Travertino, sostanzialmente lo organizza Casamonica Luciano, come hanno detto i musicisti, ed è pure lui a pretendere che venissero suonati determinati brani. E anche lì, come ha detto il Testero Iacono, l'Apri Piazza, quello che si vede, abbiamo prodotto anche le foto, era Casamonica Guerrino, il padre di Liliana, Giuseppe, eccetera. Quindi i rapporti, in effetti, con questo Casamonica Vittorio sono rapporti documentati. E poi a un certo punto, l'ho già detto l'altra volta, magari stavolta lo spiego meglio, è Fazzari, che, ripeto, Fazzari non ha mai visto Casamonica Vittorio, ne ha sentito parlare, quindi ne ha sentito parlare come una specie di personaggio leggendario che però, proprio per quella che è la struttura del clan Casamonica, non è il capo dei capi. E dice, per quello che ho capito io, era come quello, il capo dell''ndrangheta, l'ho detto l'altra volta, e sta facendo riferimento a Pedisano Domenico. Ed è chiaramente una valutazione del Fazzari, dal mio punto di vista interessante, ma diciamo da un punto di vista processuale forse neanche lo è, nel senso che è una valutazione che fa lui, siccome Oppedisano Domenico è sì un personaggio di vertice dell''ndrangheta, ma non ha reali poteri su tutte le articolazioni dell''ndrangheta, per quello che ho capito io, Casamonica Vittorio è una cosa del genere. La Corte d'Appello, pagina 33, su questo punto dice che
Fazzari avrebbe detto che il defunto Casamonica Vittorio, quando chiamava il capo assoluto dell''ndrangheta, che vorrei sapere come lo chiamava, perché io l'ho intercettato per 3 anni, Oppesano Domenico non ho intercettato una telefonata neanche con sua figlia, quindi il defunto Casamonica Vittorio, quando chiamava il capo assoluto dell''ndrangheta, di cui il dichiarante Fazzari non sapeva dire il nome, otteneva ciò che voleva. Quindi, secondo la Corte d'Appello, quel parallelo che ha fatto Fazzari, che non ha mai visto Casamonica Vittorio e che il nome di Oppedisano l'ha letto sul libro, si traduce nel fatto che Casamonica Vittorio aveva il potere di dare ordini a Oppedisano Domenico. Da dove l'hanno tirata fuori sta cosa? Non lo so. Chiaro che poi viene ritenuto non attendibile. Quindi la valutazione diventa un fatto, lasciamo perdere, andiamo avanti. E altra cosa che abbiamo già detto ma la ripetiamo e che secondo noi è significativa è il fatto che questo funerale show, no? Una sfida alla città di Roma, ha scritto il dottor Sturzo, eccetera eccetera, viene fatto nella chiesa Don Bosco di Arco di Travertino, quindi non nella zona del defunto ma nella zona dei nostri imputati, che è un'ulteriore dimostrazione del fatto che quel comune senso di appartenenza alla medesima famiglia di cui ha parlato da Cerreoni ha poi delle ricadute concrete. Stringiamo ulteriormente il tiro e proprio concentriamoci adesso sui Casamonica di Portafurba. E su Casamonica di Portafurba io direi che già per capire chi sono, quello che fanno, basterebbe leggere la proposta di ingresso nel clan che viene fatta a Massimiliano Fazzari. Gliela fa Salvatore Casamonica, classe 76, anche per conto di Casamonica Liliana, e dice sì, entra nel clan, ma per fare cosa? Cioè per fare un po' di tutto. Riscuotere debiti usurari, spaccare ossa, portare droga, sparare, cioè ancora una volta quelle che per la Corte d'Appello sono le attività criminali costituenti il terreno d'elezione delle tradizionali associazioni di stampo mafioso. Ma Fazzari dice attenzione perché questi non si limitano a svolgere le classiche attività da mafiosi, questi si vantano di essere mafiosi, lo dicono proprio che sono mafiosi. Lo dice Fazzari, lo ha detto davanti a questo tribunale, dice loro si definiscono proprio dei mafiosi, si definiscono così un gruppo mafioso, cioè loro si equiparano all''ndrangheta, tanto è vero che sapendo che io appartenevo a una famiglia calabrese dicevano noi siamo come voi, siamo come l''ndrangheta, siamo uguali a voi. Queste cose chi gliele ha dette? Gliele ha dette innanzitutto Liliana. Ma poi lui dice, io questo discorso l'ho sentito fare da Consiglio, da Pasquale, da Ciccillo, da Luciano, un giorno particolare, cioè il giorno in cui Casamonica Consiglio torna in stile Gomorra all'interno del vicolo dove, dopo essere stato scarcerato. Il giorno noi sappiamo qual è il 7 aprile del 2014. Quindi non è una frase estemporanea quella che ha sentito Fazzari, perché come ho detto l'altra volta, quel giorno ad accogliere Simone nel vicolo c'erano tutti e tutti hanno partecipato a questi discorsi. Poi, nel corso dell'udienza del 27 gennaio 2020, stimolato dalla difesa su questo punto, Fazzari ribadisce quello che ha detto, dice no guardi avvocato che loro si equiparano all''ndrangheta, però secondo me, questa è una valutazione del Fazzari, sono più simili alla camorra perché l''ndrangheta agisce sotto traccia, questi invece sono plateali e sfacciati come i camorristi. E in effetti ha ragione Fazzari, perché la cifra stilistica dei Casamonica è proprio questa. Nella sentenza della Cassazione del Roxy Bar, quella del cautelare, ma ve l'abbiamo prodotta, quella della quinta sezione del 22 ottobre del 2018, Casamonica Antonio +3, la Corte di Cassazione, per motivare l'aggravante mafiosa, parla di forme di pubblica iattanza. In effetti è roba più da camorristi che da 'ndranghetisti. Ha ragione Fazzari. Su questo, cioè sul fatto che i Casamonica
si sentono mafiosi, non abbiamo solo le dichiarazioni di Fazzari e della Cerreoni, abbiamo anche una serie di intercettazioni in cui i protagonisti dei dialoghi sono loro. E io ve le analizzo adesso in ordine cronologico. La prima, che non è un'intercettazione, è una registrazione, perché come tale l'ha ritenuta questo tribunale e quindi è utilizzabile, non ho bisogno neanche di utilizzare la sentenza, utilizzo proprio la registrazione, è quella del 28 settembre 2000 fra Casamonica Giuseppe e un certo Antonio, che era quello estorto sostanzialmente, era quello a cui Casamonica Giuseppe aveva chiesto 300.000 lire alla settimana per dargli la protezione per una pizzeria aperta sulla Tuscolana, che poi di questo stiamo parlando. Allora, sentite queste frasi. Antonio, questo è quello che ha appena aperto la pizzeria. C'è un nostro dirigente di Modena che vorrebbe venire domani anche a parlare. Devono aprire altri locali qui a Roma e anche nei dintorni e non vorrebbero avere problemi di nessun genere. Risponde Casamonica Giuseppe detto Bitalo. A Roma ci stanno i Casamonica e basta. Se ci siamo noi non avranno problemi di nessun genere. Qui a Roma ci siamo noi. Di qualsiasi cosa rispondiamo noi. E a un certo punto gli dice: senti, sei di Roma te? Hai sentito mai i Casamonica? Siamo nel settembre 2000, Presidente, sono passati 21 anni. Hai sentito mai i Casamonica? Allora, ando stiamo noi, quella era una pizzeria sulla Tuscolana, nessuno viene a rompere il cazzo, nessuno viene a romper cazzo, a bussà, addo sto io. Cioè, a bussà io ero convinto che fosse un termine meridionale, è un tipico termine da estorsione meridionale. Nella locale mia nessuno viene a bussare, l'avrà sentito anche il collega Luciani a Caltanissetta. Questo non è un termine romano, è un termine che Casamonica Giuseppe mutua dalle mafie storiche. Nessuno viene a bussare dove sto io, hai capito? A te, io sto sempre in qui zona, Arco di Travertino e tutto quanto. Quindi prima conversazione di 21 anni fa. Passano anche quasi 10 anni. Casamonica Guerrino con Zaccaro Vito Nicola, RIT 8802 2015, progressivi 949 950. A Roma siamo i più forti, noi siamo i più forti a Roma. Conversazione dell'11 marzo 2016, progressivo 1765, RIT 8802 15, è quella che ho detto che è una delle più importanti. Siamo Pitbull, siamo Rottweiler, siamo 100 persone se c'è un problema. Conversazione del 24 febbraio 2016, RIT 8693 15, progressivo 12840. Qua è Casamonica Guerrino che parla con una certa Giorgia, per tutta una questione, insomma, che vi risparmio, che ve la potete leggere. Comunque in questa conversazione ripetutamente c'è uno che potrebbe mettersi in contrasto con Casamonica Guerrino per una questione di donne, diciamo così, e questa Giorgia spiegava, diceva: io ho cercato di spiegare che Guerrino appartiene a una famiglia che ha un grande potere su Roma. Dice: te rendi conto che potere c'hanno su Roma? Su Roma, ma pure fuori Roma. Tu forse non sai come funziona a Roma. E in questa conversazione ripetutamente Guerrino concorda con lei e dice: certo. Poi c'è la conversazione fra Pace Daniele e Sarrecchia Andrea, l'ho detta prima, i Casamonica sono la prima famiglia di Roma. E poi, sempre in questa operazione Noi proteggiamo Roma, c'è un'altra conversazione secondo me molto importante. Finora non l'abbiamo analizzata, anche questa viene intercettata dopo l'operazione Gramigna, in particolare il 19 luglio del 2018, fra Casamonica Guido, che è figlio della nostra di Silvio Gelsomina, e la compagna Cafarelli Giorgia, RIT 2618 del 2018, progressivo 36149. Qua stanno commentando l'esecuzione di Gramigna. E vi ricordate che aveva detto Fazzari? Questi lo dicono proprio che sono mafiosi, si equiparano all''ndrangheta. Sentite con quali parole Casamonica Guido commenta l'esecuzione dell'operazione Gramigna. Questa è tutta una cosa che stanno a fare per far entrare gli altri clan. Non hai capito?
perché i Casamonica proteggono Roma, invece i napoletani vogliono entrare, la camorra vuole entrare a Roma, i calabresi vogliono entrare a Roma e ci vogliono distruggere a noi, la camorra e l''ndrangheta, gli dà fastidio perché noi proteggiamo Roma, ecco perché poi l'operazione si chiama così. Allora, questa conversazione secondo noi si offre due letture, entrambe importanti. La prima è che è chiaro che queste frasi di Casamonica Guido sono perfettamente sovrapponibili a quelle che Fazzari dice di aver ascoltato all'interno del vicolo. Noi siamo come l''ndrangheta e lui dice secondo me sono come la camorra. E Casamonica Guido dice certo, perché se non ci siamo noi, poi la camorra e l''ndrangheta se la comandano a Roma, vogliono far entrare gli altri clan, non i clan, gli altri clan, come noi, la camorra e l''ndrangheta. E poi c'è un'altra cosa che andrebbe, insomma, come dire, che meriterebbe una riflessione. Guardate quante volte in questa conversazione ricorre il pronome noi. Noi ci vogliono distruggere a noi, gli dà fastidio perché noi proteggiamo Roma. Ma avevano arrestato Casamonica di Portafurba. Lui sta alla Romanina. E questo pure conferma l'esistenza del legame fortissimo che unisce tutti i nuclei familiari, esattamente come dicevano i collaboratori e come diceva la Rogers. Poi ci sono le conversazioni delle persone offese, io ve ne indico poche, in cui il termine mafia o comunque elementi di mafia vengono ripetutamente accostati alla parola Casamonica. Conversazione fra l'Abiso Marco e la fidanzata Mancini Serena, 30 settembre 2016, RIT 5410 del 2016, progressivo 3450. Stanno commentando il fatto che all'Abiso è stato sentito in procura. All'Abiso dice, ma più che altro penso che loro stanno a fare un'indagine sullo spaccio di droga, armi, perché la mafia quello è. Mancini Serena, certo, pizzo dei negozi, quello che è la mafia insomma, anche perché il business dei Casamonica è un po' più ampio, questo dice Mancini Serena. Poi c'è un'altra intercettazione che io metto sul podio, mio podio personale, perché io ho il mio podio delle intercettazioni di questo processo, che è quella fra Formica Simone e all'Abiso Marco del 24 ottobre 2016, progressivo 4902, RIT 6130 2016. Per capire questa intercettazione appieno dobbiamo fornirvi una chiave di lettura. All'Abiso era da anni usurato dai Casamonica, si era venduto la casa. Formica era da anni usurato da Roberto Spada, da Domenico Spada. Entrambi lo sapevano perché sono amici. Pochi giorni prima all'Abiso viene sentito dal pubblico ministero ed è il verbale che poi voi avete acquisito. E a un certo punto di quel verbale all'Abiso, che manifesta molta paura dalle domande che gli vengono fatte, dalle contestazioni che gli vengono fatte sulle intercettazioni, lui capisce, no, che c'è un'indagine, quindi a un certo punto dice ma io ho paura se questo verbale diventa pubblico, tanto che gli diciamo guarda all'Abiso stai tranquillo, perché se la cosa non si risolve in nulla non diventa pubblico perché lo archiviamo. Se diventa pubblico, quelli che, insomma, di cui hai paura non saranno in condizione di metterti paura. E quindi in questa conversazione fra i due amici, entrambi da anni usurati, all'Abiso è un po' più ringalluzzito, Formica invece no, perché non sa nulla. E quindi all'Abiso a un certo punto, parlando dei Casamonica e di Spada, dice vabbè, ma a un certo punto bisogna mettersi anche a muso duro, dice all'Abiso coraggioso perché sapeva che c'era l'indagine. E Formica sconcertato, che dice ma che stai... dice testualmente ma come fai a metterti a muso duro con questa gente, Marco? Ma mica siamo banditi io e te, noi ci abbiamo da perdere, ci abbiamo famiglia, ci abbiamo madri, padri, cioè ma di che stai a parlare? Ma come fai a metterti a brutto muso? Ti ci devi mettere d'accordo e basta, ti ci devi mettere d'accordo, perché se ti metti a fare la guerra con questi perdi. E come ho evidenziato, come l'ha detto anche lui, Simone Formica queste persone le conosce da una vita. E poi anche lo stesso Simone Formica
Dopo l'esecuzione dell'operazione Gramigna, ma prima di essere convocato da noi, quando poi abbiamo visto come ha reagito, commenta il giorno del compleanno di Domenico Spada, perché lui qua ha detto: io Domenico lo ringrazio perché mi ha aiutato in un momento di difficoltà, essendo così generoso da prestarmi 800 euro e chiedermene in cambio solo 60.000. Ma è chiaro che lui ha del risentimento, giustamente, per Domenico Spada, e fanno una telefonata il 15 settembre del 2018, che è il compleanno di Domenico Spada. Il RIT è 50-25-18, il progressivo è il 625, in cui, commentando l'operazione Gramigna, dice: non hai capito, ormai Roma prima stava sotto i piedi loro, ma ormai si è rivoltata. Quindi passiamo adesso, stringendo sempre di più, cercando di tirare le somme di tutto questo discorso. Questo ufficio ritiene che l'organizzazione di cui stiamo parlando abbia tutti i requisiti richiesti dal codice penale e dalla giurisprudenza per riconoscere l'esistenza del delitto di associazione mafiosa. E ribadisco, lo sottolineo, anche se forse non dovrei farlo, ma la piattaforma probatoria che dovete valutare voi è enormemente più ampia di quella che ha valutato la Cassazione nella famosa sentenza della terza sezione del 9 febbraio 2019, che dice senza mezzi termini: questa è un'associazione mafiosa. Quali sono questi requisiti? Noi eravamo partiti dalla sentenza Buzzi Salvatore più 31 e non sto qua a ripetermi, era chiara: ci vuole una capacità di intimidazione effettiva ed esercitata, non potenziale, ce l'abbiamo, e la forza di intimidazione deve essere del gruppo e non del singolo, e ce l'abbiamo. Quindi la sentenza mafia capitale io non la analizzo più. Invece vado alla seconda sentenza, quella della seconda sezione 29/11/2019, dottore Ariolli, estensore. Questa è una sentenza che, come ho già detto l'altra volta, a me personalmente piace molto, perché è molto chiara, è quasi didascalica, non dice niente di rivoluzionario, ma quello che dice lo dice in modo molto chiaro. E dice in modo molto chiaro, dice: attenzione, quello che distingue l'associazione a delinquere dall'associazione mafiosa non è la finalità, perché dice, dottor Ariolli, la norma prevede un mosaico di finalità, alcune in astratto anche lecite. Ciò che le connota come mafiose è il metodo, cioè il fatto di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e dello stato di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Quindi, signore del Tribunale, quello che dobbiamo valutare in questo processo è se il clan Casamonica possieda una forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, se ne avvalga e si avvalga del soggettamento e omertà che ne deriva. E tiriamo le somme. E secondo noi, dall'intera istruttoria dibattimentale di cui, insomma, con i nostri limiti abbiamo cercato di dare conto finora, emerge che questa forza di intimidazione è esercitata e percepita non solo nella zona dei nostri imputati indicati al capo A, ma più in generale dell'intera cittadinanza romana. E vi invito a fare una serie di riflessioni, di farle insieme a noi. In questo processo, l'ho detto l'altra volta, ci sono 25 persone offese private diverse e non c'è nessuna denuncia, l'ho già detto. Guardate e chiedetevi chi di queste 25 persone che non ha fatto denuncia, quando magari Casamonica potevano fare più paura, ha però avuto il coraggio di costituirsi parte civile davanti a questo tribunale. Nessuno. Tranne i soliti enti territoriali e non e di categoria che si costituiscono in questi processi e che ringraziamo, perché la loro costituzione è un segnale importante per tutti, non si è costituito parte civile nessuno, neanche chi si è venduta la casa, come ad Abiso e come dell'Orefice. Obiettivamente, io non amo ricorrere alle iperboli, anche perché rischiano poi di avere l'effetto opposto, però
queste cose succedevano, perché non succedono neanche più, nei distretti di Palermo, di Reggio Calabria, di Caltanissetta, di Catanzaro, non a Roma. E già questo vi consente di inquadrare il fenomeno che dovete valutare e qualificare. Secondo dato, il dottor Ariolli, estensore di quella sentenza, avevo detto l'altra volta, fa questa bella dicotomia, bella perché consente immediatamente di cogliere il significato. Mafia storica, mafia loc, nuove mafie, mafie prive di nomen e di storia criminale. Ad entrambe si applica il 416 bis. Fa anche un'altra dicotomia in questa sentenza per spiegare la forza di intimidazione. Perché lui dice, mafia storica, testuale, basta la parola mafia, 'ndrangheta, camorra, perché ci sia una forza di intimidazione intrinseca, diciamo. Nuove mafie? Beh, le nuove mafie, dice testualmente, vanno valutate nel loro concreto atteggiarsi, per poi verificare se sono effettivamente dotate di una forza di intimidazione. Quindi sostanzialmente dice il 416 bis si applica ad entrambe, però la prova, diciamo, si richiede una prova maggiore per le nuove mafie, perché per le mafie storiche c'è tutto il pregresso e basta la parola. Per le nuove mafie bisogna valutarle nel loro concreto atteggiarsi se sono veramente mafie. E noi, sempre in un'ottica, diciamo, garantista, abbiamo deciso di trattare i Casamonica e di valutarli nel loro concreto atteggiarsi. Anche se per la verità, e adesso ve lo dimostriamo, per i Casamonica basterebbe la parola, come dice il dottore Arioli. E allora, partiamo basterebbe la parola, lo dice Casamonica Giuseppe, non lo dico io. Intercettazione, registrazione del 28 settembre 2000, l'abbiamo detto prima, sede Roma, te hai mai sentito i Casamonica? Che vuol dire? Basta la parola. Questo è, diciamo, nella storia dei Casamonica che basti la parola. Le sentenze della banda della Magliana che abbiamo analizzato l'altra volta, quei passaggi che io trovo veramente incredibili, che spiegano perché Nicoletti si servisse di loro per riscuotere i crediti, perché la gente aveva paura di loro e non degli altri gentiluomini amici di Nicoletti, cioè, dicono tanto, cioè quell'escalation di intimidazione che subisce Gastone Nardecchia, anche un ordigno esplosivo, e poi cede quando arrivano i Casamonica, dice tanto. E anche diciamo, dagli interi istruttori di questo processo è emerso che anche l'evocazione del nome Casamonica ha letteralmente terrorizzato le persone offese, perché qua non è solo che non c'è nessuna denuncia, tutte le ipotesi di reato sottoposte alla vostra attenzione traggono origine o dalle dichiarazioni dei collaboratori o dalle intercettazioni, non da una denuncia, neanche una. A parte il povero sanitario Ernesto, ma anche là noi ci siamo arrivati con le intercettazioni, perché poi c'era un ufficiale di polizia giudiziaria infedele evidentemente al commissariato Viminale che ha fatto sparire quella denuncia. Ecco, anche qua questo è un passaggio che affronto, mentre quello sulla cupola l'ho affrontato proprio per, diciamo, per una mia questione personale, perché era più forte di me. Questo invece lo affronto perché immagino che sarà anche affrontato dalla difesa. Le difese, nel descrivere il rapporto fra l'usurato e l'usuraio, quando l'usuraio è Casamonica, e la Corte d'Appello probabilmente, sicuramente, perché non riesco a pensare diversamente, perché si è concentrata su quelle ipotesi di reato contestate agli imputati che avevano chiesto il rito abbreviato, dice, a parte che fa tutto un discorso semantico sulla differenza fra omertà e reticenza, magari la lascio al collega Luciani che se no poi gli tolgo troppo spazio, dice il rapporto fra insomma, queste reazioni dei debitori che non denunciano possono essere anche, non c'è una spiegazione alternativa, possono essere ricondotte all'ordinaria soggezione
che connotano gli atteggiamenti dei soggetti passivi nei rapporti usurari. È tipico del debitore usurato, il quale ha interesse a conservare il rapporto creditizio illecito con il suo finanziatore. Quindi sostanzialmente le nostre persone offese avrebbero un interesse a conservare il rapporto col Casamonica di turno. Ora, tipo spot, pensate a Simone Formica, che dice io pago 150 euro al mese per tutta la vita pur di garantirmi la libertà. Vi pare uno che abbia interesse a mantenere il rapporto col creditore? Pensate a Marco Labiso, che il debito l'aveva pagato per intero, perché lui riceve 5, restituisce 10 e poi continuano a chiedergli soldi per anni e si deve vendere la casa. Vi sembra uno che abbia interesse a mantenere il rapporto col creditore? Pensate a Checchi Fabrizio, che scappa negli Stati Uniti. E come lo avrebbe mantenuto il rapporto col creditore dagli Stati Uniti? Non lo so, con una videoconferenza. O Migliarini Enrico, che paga 600.000 euro per un debito che non era neanche suo. Vi sembra uno che ha interesse a mantenere il rapporto col creditore? Per cui noi lo sottolineiamo, questo voglio dirlo a chiare lettere, non per fare polemica con la sentenza della Corte d'Appello, anche perché sarebbe assolutamente stupido da parte nostra. Le sentenze noi le rispettiamo tutte e le leggiamo con attenzione. Però, a parte il fatto che quella sentenza sta per essere impugnata davanti alla Corte di Cassazione e sono ragionevolmente convinto che verrà annullata su quegli aspetti, però io ve lo sottolineo perché quella sentenza, anche se non è definitiva, rischia poi di condizionare anche con un retropensiero. E purtroppo, come vi ho già evidenziato, quella sentenza, proprio perché la Corte con una grande onestà intellettuale lo ammette, cioè dice io ho letto solo quello che mi interessava, quei pochi reati, non avendo avuto una visione d'insieme, e lo scrivono loro ed è apprezzabile che lo scrivano, poi scrivono cose destituite di ogni fondamento. La Cerroni diventa testimone di giustizia, Fazzari diventa estraneo al clan Casamonica con un ruolo apicale, manca la cupola, Casamonica Vittorio dava ordini a Opperisano Domenico e i debitori erano legati a doppio mandato ai Casamonica non per paura ma perché c'è questa sorta di sindrome di Stoccolma fra l'usurato e l'usuraio. Sono tutti obiettivamente fatti sganciati, proprio totalmente disancorati dalle risultanze processuali e noi abbiamo il dovere di sottolinearlo, ripeto, senza alcuna polemica, ma non per niente, perché sarebbe stupido da parte nostra e anche controproducente. Perché non si chiama reticenza, a parte che la differenza fra reticenza e omertà, insomma, parliamone, ma lasciamo stare, poi ne parla il collega Luciani se vuole, con riferimento allo stato di omertà delle persone offese. Ma vogliamo parlare di tutte le persone offese che pur di non accusare i Casamonica hanno dichiarato il falso alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero e sono pure imputate? Alcune sì, alcune no. Viola Maurizio, Di Bartolomeo Caraldo, Di Bartolomeo Luca, Coppola Simone, Scano Patrizia, dell'Orefice Domenico, Migliarini Enrico, Baldini Marco. Vogliamo parlare di Marco Labiso, che si è autoaccusato di calunnia con quella deposizione ridicola pur di non accusare i Casamonica. E sa qual è la nostra amarezza, Presidente? Che anche questo è un film già visto. Anche questo è nella storia dei Casamonica. Voi ne avete traccia in una sentenza definitiva, ve l'abbiamo prodotta, che è un processo emblematico, è quello di Silvio, in cui sono imputati per associazione a delinquere finalizzata ai soliti reati che fanno loro, di Silvio Gelsomina, il marito Casamonica Ferruccio, il figlio Casamonica Raffaele e poi un altro che si chiama Cotugno Raffaele. Quello è un processo che riguarda fatti commessi fra il 97 e il 2003, quindi riguarda fatti sostanzialmente di 20 anni fa. In primo grado, tribunale, sentenza che voi avete, molti testi ritrattano, sono reticenti e il tribunale, è scritto nella sentenza, evidenziando che le ritrattazioni erano irragionevoli e che i testi manifestavano un clima di paura, le acquisisce
ex 500 quarto comma, come avete fatto voi per Alabiso, solo che voi per Alabiso l'avete fatto sulla base di una prova diretta, le intercettazioni. Loro l'hanno fatto sulla base di una prova logica. Dice: non è possibile che tutte queste persone ritrattano in modo assolutamente irragionevole, non sanno spiegare le ragioni per cui avevano reso quelle dichiarazioni e manifestano paura. È chiaro che sono stati avvicinati. Fra l'altro evidenzia il Tribunale, per cui guardate poi come la storia torna sempre. Tutte queste persone dicono esattamente quello che ha detto Alabiso a voi, cioè: no, sì, è vero che mi hanno dato dei soldi, ma senza interessi, quando ne parlavamo stavo restituendo il capitale. Poi abbiamo visto che Alabiso era stato consigliato di dire così. Comunque il Tribunale li acquisisce, ordinanza coraggiosa e commina pene, insomma, pesanti. Vanno in appello, questa è la sentenza della Corte d'Appello che vi segnalo, è del 5 maggio 2014. La Corte d'Appello dice: no, non sono d'accordo, queste dichiarazioni per me non sono utilizzabili ex 500 quarto comma, sono utilizzabili ex 500 secondo comma, come contestazioni, perché non è detto che le persone offese abbiano ritrattato perché avvicinate. E sa qual è l'ipotesi alternativa, Presidente, che formula la Corte d'Appello nel 2014? Non è quella che formula nel 2021, cioè la sindrome di Stoccolma. Dice: no, perché non si può escludere che ci sia stato un fenomeno di autosuggestione derivato dalla fama di cui la famiglia Casamonica gode nella capitale. Quindi dice la Corte sostanzialmente: questi sono mafiosi e fanno paura di per sé, ma il fatto che facciano paura di per sé non fa ritenere la sussistenza dei presupposti per un'ordinanza ex 504 comma, per carità, ineccepibile. Quindi però già nel 2014 la Corte d'Appello scriveva tutto questo. Vogliamo parlare ancora delle persone, quelle poche persone? Ecco perché poi, secondo me e secondo il collega Luciani, la posizione di uno come Vitali è una posizione grave, perché vogliamo parlare di tutte quelle persone che dichiarano il falso ai carabinieri, vengono convocate in procura, resistono, gli vengono mostrate le intercettazioni e a un certo punto ammettono. Sono diverse. E qual è la prima cosa che fanno quando escono dalla procura? Si vanno letteralmente a costituire a portafurba e a dire: oh, attenzione, ci hanno chiamato in procura, ci hanno contestato le intercettazioni, noi non vi abbiamo denunciato, non abbiamo potuto negare quello che risulta dalle intercettazioni. Lo ha fatto Marco Alabiso, lo ha fatto Cossi Zeffirelli, lo ha fatto Migliarini, lo ha fatto Baldini, lo ha fatto Scano Patrizia. O vogliamo parlare delle persone che si sono presentate dopo le operazioni di polizia giudiziaria, si sono presentate negli uffici di PG terrorizzate, come sul Pizzi Fabio, che il 22 aprile 2007 va al commissariato Viminale e si rifiuta di verbalizzare le sue dichiarazioni, come ha detto l'ispettore De Serio. O vogliamo parlare di Lanzi Marco, ma ne abbiamo già parlato. O vogliamo parlare delle persone che poi leggono il loro nome sul giornale in operazioni che riguardano i Casamonica e che si terrorizzano, come Nardoni Federica, che va presso il comando di Frascati perché ha paura? O vogliamo parlare di Marco Alabiso, che manifesta, quando legge il nome sul giornale inizia a essere terrorizzato già prima di essere avvicinato, e in via preventiva chiama il suo amico Marco Marino per scoprire che già questo era stato avvicinato? O vogliamo parlare del contegno tenuto da Barcaccia Cristian davanti a questo tribunale, che da un lato, per quanto riguarda Luciano, ha cercato di dire che i carabinieri hanno scritto cose che lui non aveva detto, e dall'altro però, per venire a deporre davanti a questo tribunale, è venuto con la scorta, come ha detto il Testeflocker. O
vogliamo parlare di quelli, lo ripeto, è che è una cosa che io non avevo mai visto in vita mia, di quelli che scappano all'estero, Checchi Fabrizio, Bonitario Alessandro, Lanzi scappa in Abruzzo. E poi c'è un elenco impressionante di dichiarazioni rese o davanti al tribunale o nelle intercettazioni di persone offese, letteralmente terrorizzate dalla prospettiva di rendere dichiarazioni su Casa Monica. All'avviso Marco e Formica Simone, 24/10/2016, la conversazione che ho citato prima. Formica, temendo che all'avviso sia stato, come dire, preso da un'improvvisa dose di coraggio, poi l'abbiamo visto tutti in udienza quanto è stato coraggioso, e temendo che gli voglia denunciare, gli dice: non gli puoi denunciare, non gli puoi a Marco, perché dopo passi guai. Sono 15 anni che ho paura di questa gente. E poi coerentemente con questa affermazione Formica, quando è venuto qua, avete visto, no? Quanto ci ha tenuto a dire Domenico Spada, è l'unico che mi ha aiutato. Oppure conversazione fra l'avviso Marco e l'avviso Maurizio, 28 aprile 2016, progressivo 1650, RIT 25-25-16. Questa è una conversazione quando all'avviso Marco esce dal comando di Frascati. Angela. Prego. Posso? Prego. Quindi all'avviso Marco esce dal comando di Frascati ed racconta al padre quello che gli hanno chiesto, cioè hanno fatto domande sui Casamonica, per dire quanta voglia aveva di denunciare Casa Monica, il motivo per il quale non li ha denunciati, testuale, che cercano la denuncia da parte mia e se andassero a trovare chi li denuncia, ma sti cazzi, ma io voglio girare tranquillo, ma sti cazzi, con la testimonianza mia li arrestate, sti cazzi, adesso arrestatelo da solo. E il padre risponde, che poi dopo vengono sotto casa con le pistole in mano. È omertà o è reticenza? Ditemi voi. Oppure, secondo me, le conversazioni del luglio 2018 sull'utenza di Alabiso sono veramente drammatiche quando viene avvicinato e gli viene spiegato quello che deve dire quando verrà davanti al tribunale e dirà puntualmente. E c'è la telefonata in cui la fidanzata, è molto più coraggiosa di lui, come spesso accade, il RIT 4150 del 2018 e progressivo 4363 del 23 luglio del 2018, qua ancora non l'hanno avvicinato, Presidente, e lui è uscito però l'articolo sul giornale col suo nome, dice è uscito l'articolo sul giornale col nome mio di tutta questa operazione di Casa Monica, non ce la faccio più. Allora la fidanzata cerca di farlo ragionare e dice no, invece è proprio sbagliato, è proprio questo che non devi fare, perché gli permetterai per l'ennesima volta di essere i padroni della tua vita. E poi ci sono quelle successive quando viene avvicinato e piange al telefono con la fidanzata, come ha detto il testo dello Iacono, ascoltatevela perché il perito non dà atto di quando all'avviso inizia a piangere come un bambino. La conversazione è il progressivo 4468 del 23 luglio. E poi c'è quella successiva col padre, stesso pomeriggio, il progressivo del 4508, in cui all'avviso che è stato avvicinato da Marco Marino per conto dei Casamonica, perché Marco Marino è un altro che finirà nel prossimo processo insieme a Giannelli e agli altri, e al teste all'ottico e agli altri testi che non hanno dichiarato la verità, dice: io ho cercato di limitare i danni. Questa è una telefonata che vi fornisce anche una chiave di lettura, Presidente, ve la segnalo perché vi fornisce una chiave di lettura a quel verbale di assunzione di informazioni di Alabiso che voi avete acquisito e che utilizzerete, perché lui dice io là, in quel verbale, ho cercato solo di limitare i danni perché non ho detto delle minacce che ho ricevuto. E il padre ancora una volta dice: no, se vengono gli dice allora sai che ti dico?
gambizzato per gambizzato, perché di questo avevano paura, stavolta ti vado a denunciare. Oppure conversazione tra Ieffe Antonello e Laurenza Jessica, questa la richiama pure la Corte d'Appello, però dice non la voglio utilizzare perché non mi interessa. Questa intercettazione di altro procedimento, il progressivo è il 11 del RIT 6206 del 2013, del 1 agosto del 2013, in cui questo Ieffe Antonello dice: mi hanno fatto domande su Casamonica, ma mica gli ho detto la verità, perché quelli sono degli animali che spaccano le persone, la famiglia più pericolosa d'Italia, lo sanno tutti, che chi Fabrizio ha spiegato chiaramente che non ha denunciato per paura di ritorsioni. E poi c'è la mitica Leo Eulalia, che veramente, poi ne parlerò quando commentiamo quelle vicende, però veramente un personaggio incredibile Leo Eulalia, cioè fossero tutti come lei forse non esisterebbe la mafia, però pure Leo Eulalia davanti a questo tribunale, l'udienza del 1 ottobre del 2020, ci tiene a dire, a parte che piange, a un certo punto dice: c'è da dire però, signor giudice, e si rivolgeva a lei, Presidente, che io non ho denunciato a nessuno, a me quando mi hanno chiamato a Frascati sapevano tutto. Poi proseguiamo con le domande, lei dice no, perché Fabrizio mio mi ha detto che c'erano gli strozzini, poi quando si è saputo il nome, domanda, e qual era il nome? Non mi piace manco ripeterla. E lei dice: Presidente, no signora, lo deve ripetere, sia gentile. No, e ce lo deve dire, stiamo facendo un processo. No, perché ci stanno lì, perché guardava lo schermo. E alla fine dice, pausa prolungata, di questo da altro il trascrittore, erano puntini di sospensione i Casamonica. Oppure c'è un altro passaggio incredibile della deposizione del teste Barcaccia, in cui lui spiega di non aver denunciato spontaneamente, anche lui ovviamente, no? Perché così lo sentono tutti, ma solo dopo che lo hanno convocato i carabinieri. Poi il collega Luciani lo incalza su una serie di cose e Barcaccia a un certo punto, rivolto al PM, dice: lei, cioè il dottor Luciani, non andrebbe a denunciare manco lei se era un cittadino che stava dentro a un negozio con attività commerciale, con madre, padre, figli e tutti quanti. Cioè, il testa che dice al PM non avrebbe denunciato manco lei, fa capire o no la ragione di tutte queste mancate denunce? O è la sindrome di Stoccolma? E questa dichiarazione di Barcaccia fa il paio con una conversazione dello stesso Barcaccia con il suo amico Valerio. Il RIT è il 4156 del 2018, il progressivo del 24968 del 9 agosto del 2018, in cui l'amico suo dice: guarda che tu non puoi andare ai carabinieri perché ti mettono fuoco al negozio. Oppure altro teste, diciamo non particolarmente collaborativo, Pappalardo Francesca, in fase di indagine si è messa a piangere appena abbiamo fatto il nome la domanda contenente il nome Casamonica, e ne abbiamo dato atto a verbale, lo ha detto pure il teste Lo Iacono. Davanti a questo tribunale è stata reticente, dicendo no, ma io non sapevo che dietro c'erano i Casamonica, non me l'aveva spiegato la mia amica Frittella Pamela, che poi invece l'ha smentita. Oppure, sempre della serie basta la parola, no? Come diceva il dottore Ariolli. Capriotti Katia, altra deposizione molto particolare, non sapeva spiegare perché sostanzialmente questi la revisione non la pagavano, che pagavano 50 euro, che era quello che costava all'auto M, e a un certo punto, ammonita dal Presidente, dice no, in effetti anche i miei dipendenti mi avevano consigliato di assecondare questa cosa perché il cognome era un cognome particolare, era scomodo. Basta la parola, direbbe il dottore Ariolli. Oppure uno dice
dice il cognome era scomodo, Laurito, Daniele convocato a Portafurba, ci va. E gli si chiede in dibattimento, udienza del 6 ottobre del 2020, ma perché ci sei andato? E lui dice, perché una famiglia non certo de brave persone. Casavecchia aveva detto, è una famiglia famigerata. Checchi dice, non è la famiglia Bradford. Fusco dice, non è che sono avvocati o ingegneri. E poi, sempre Laurito Daniele, dice, domanda del collega Luciani, lei ha mai avuto timore nell'affrontare Chicco Casamonica? No, che si può dire che non è quello che fa più paura di tutti rispetto al padre, agli zii. Chicco è perfettamente inserito, ma con una posizione diversa. E lui dice sì, ho avuto paura anche di Chicco. Domanda, e per quale motivo? E perché? Perché ovviamente faceva sempre parte della famiglia Casamonica. Fusco Fabio, l'ho detto prima, quando dice mica sono ragionieri, Fusco Fabio è un'altra posizione di quelle, diciamo, da manuale, perché lui dice non è vero che mi hanno minacciato, ma l'hai dichiarato. Sì, ma non è vero che mi hanno minacciato. E allora perché hai pagato? E ho pagato perché non... Poi a un certo punto dice non so rispondere. E poi a un certo punto dice posso non rispondere a questa domanda? Poi gli si spiega no, tu devi spiegare perché hai pagato se non sei stato neanche minacciato. Perché? Perché so quello che sanno tutti, che è un'organizzazione che sta su Roma, che stanno per strada, che comunque non è che c'hai di fronte un avvocato o un ragioniere quando ci stai a parlare. Oppure Passeri Pietro, quello del ristorante Blue Canals, l'udienza è quella del 15 ottobre del 2020, che lui dice io se potessi glieli restituirei quei soldi che mi hanno dato a titolo di caparra e che lui non avrebbe dovuto restituire. E dice perché Passeri, scusami, io glielo dico proprio, hai ragione, guarda che civilisticamente hai ragione, si chiama responsabilità precontrattuale, non glieli devi dare, ma io se potessi glieli darei. Perché? Perché è una famiglia nota in tutta Roma che non sono persone per bene e devi stare attento. Cioè quindi, guardate, queste persone non si conoscono fra loro. Capriotti, Laurito, Casavecchia, Checchi, Fusco, Passeri, non si conoscono fra loro. E hanno anche, diciamo, esperienze, vissuti diversi, però esprimono tutti sostanzialmente lo stesso concetto. Sul Pizzi Fabio gli abbiamo proprio chiesto perché non hai fatto la denuncia all'inizio? Dice perché ho avuto paura. Dice perché quello mi ha detto se succede qualcosa a me c'è chi viene per me, ecco perché la paura della denuncia, ecco perché la denuncia inizialmente non l'ho fatta. E poi sempre se vogliamo restare su Sulpizi, vogliamo parlare di quello che è accaduto dopo l'arresto di Pasquale? Perché poi Sulpizi prima gli si fa terra bruciata intorno, viene avvicinato un suo amico che ha un bar a Re di Roma e di cui lui non ha voluto fare il nome per timore che adottassero ritorsioni nei suoi confronti. E questo risulta anche dalle intercettazioni del giorno dell'incidente probatorio. Io segnalo queste, RIT 38-23-2017 progressivo 18 con l'ispettore De Serio, in cui lui gli spiega quello che è successo, hanno avvicinato il mio amico, dice ma si metta nei panni di queste persone perché c'è gente che magari ha una famiglia e dice tu mi puoi creare un problema, hai capito? Oppure sempre restando, mi dispiace se questa parte della discussione risulta pesante, però noi riteniamo di dover mettere in fila una per una per dire c'è o non c'è questa capacità di intimidazione. Casavecchia Fabio Massimo, la prima volta che viene interrogato fa il nome solo di Massimiliano e non anche di Domenico e Pasquale. E quando il collega Luciani in udienza gli chiede perché, dice io ho avuto paura perché sono una famiglia famigerata, non era una famiglia normale. Vogliamo parlare di Frittella Pamela, questo noi ne parleremo trattando reati fine, quella però è una vicenda
secondo me è una vicenda molto importante che spiega tante cose, anche perché è connessa a tante altre vicende. Comunque Frittella Palmera viene costretta nell'ordine prima a restituire le somme che lei aveva preso da Viola Maurizio e aveva utilizzato per mantenere la carcerazione di Enrico, e le deve restituire come se le avesse utilizzate per lei. Poi viene costretta a mantenere aperto per 5 anni un locale che era in perdita e lei perdeva 10.000 euro al mese, ed era costretta a fare un doppio lavoro perché non poteva chiudere il locale. E quando proprio la Presidente le chiede: ma insomma, ma lei perché non ha chiuso il locale? Lei dice: ma perché io ero terrorizzata dal cognome, da loro, fra l'altro, così ve lo dico, il trascrittore ha scritto dall'apostrofo oro, ma lei dice da loro, dal cognome, cioè come al solito basta la parola. La Frittella è una maternità a rischio, è allettata da 5 mesi, è costretta a uscire da casa per andare a incontrare Casamonica Giuliana, che le chiedeva la restituzione delle somme che gli aveva dato anni prima, e anche là lei dice: ho messo in pericolo quella gravidanza, è vero, ma loro sono una famiglia grossa, unita, io ci avevo tanta paura. E poi ci sono anche testi che non sono persone offese di questo processo e che hanno palesato disagio nel sedersi là. Io mi riferisco ad esempio a Bruni Cesare, l'udienza è quella del 10 settembre del 2020, che era quello che abitava il piano di sotto rispetto alla casa di sanità Ernesto, che innanzitutto si è messo proprio dichiaratamente sulla difensiva, perché a un certo punto io gli dico: ma signor Bruni, non si metta sulla difensiva? E lui risponde: no, e perché non me devo mettere sulla difensiva? Io mi metto sulla difensiva, sì, io sono stato coinvolto in questo processo per una telefonata. E poi a un certo punto dice, su contestazione, la seguente frase: la verità è che nessuno ha il coraggio di affrontare certa gente, perché tutti abbiamo una famiglia e nessuno vuole problemi. I Casamonica sono un nome che fa paura. Basta la parola, come al solito direbbe il dottore Ariolli. E quindi, insomma, si può dire, senza essere accusati di eresia ed essere bruciati in piazza, che questo clan dispone di una forza di intimidazione incontestabile e se ne avvale? Si può dire che si avvale delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva nelle sue attività? Perché poi il concetto di omertà, che ne dica la Corte d'Appello con quella interessantissima disquisizione lessicale sulla differenza fra omertà e reticenza, il concetto di omertà, per quello che interessa a noi, non è un concetto sociologico, è un concetto giuridico, che vuol dire omertà. Noi utilizziamo la Cassazione Fasciani perché quella del 2017 spero che porti bene, perché è quella che ha annullato la sentenza della Corte d'Appello che non aveva riconosciuto l'associazione mafiosa, quindi uso questa così per scaramanzia. Perché sussista la condizione di omertà basta che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale. Per la verità nel nostro processo era generale. Che tale atteggiamento sia dovuto alla paura. Ed è così, che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria, denunciando il singolo che compie l'attività intimidatoria, non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell'associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi. E ci siamo o no? Cioè, se noi applichiamo i principi della Cassazione, non si attagliano perfettamente all'organizzazione di cui stiamo parlando, perché poi questi agiscono con metodo mafioso. Se noi guardiamo il rapporto che è il sindrome di Stoccolma, se noi guardiamo il rapporto fra debitore e creditore, perché tutto nasce sempre da lì, sono crediti o di stupefacenti o usurari che poi diventano estorsioni con metodo mafioso. Sono rapporti sempre connotati da uno stato, da un atteggiamento di intimidazione da una parte e di soggezione dall'altra. A volte non ci sono neanche minacce esplicite perché non è necessario. Cioè la vicenda, e poi ne parlerà il collega, la vicenda Migliarini, la vicenda Laurito,
la tentata estorsione ai danni di Frittella Palmera, sono tutte vicende in cui non ci sono minacce esplicite, ma perché non ce n'è bisogno? La Frittella lo dice proprio, non è che mi hanno minacciato, ma non c'era bisogno di minacciarmi. E anche questo, la minaccia implicita, esiste addirittura come aggravante mafiosa la minaccia silente, che è quella che dice di aver subito Fusco Fabio, cioè non mi hanno minacciato ma mi sono guardato sostanzialmente. Oppure in alcuni casi le minacce sono, diciamo, con metodo mafioso da manuale, dire, come è stato detto dall'Avviso, ci devi dare i soldi perché dobbiamo mantenere i detenuti, è proprio da manuale per la Cassazione di estorsione aggravata dal metodo mafioso. In alcuni casi invece le minacce sono fin troppo esplicite e caratterizzate da quella platealità della violenza che poi terrorizza la popolazione, cioè quelle ai danni di Checchi Fabrizio, di Sulpizi Fabio, l'estorsione ai danni di Marzio Claudio. E quindi tiriamo le somme, e qua dobbiamo affrontare un argomento che sono ragionevolmente convinto che verrà affrontato dalla difesa, avendo letto con molta attenzione tutte le domande che hanno fatto. Allora, a fronte di tutto questo, cioè io solo per leggere per sunto le dichiarazioni, le intercettazioni delle persone offese, terrorizzate, ho impiegato 40 minuti oggi. A fronte di tutto questo, provare a sostenere, è veramente risibile, provare a sostenere che la carica di intimidazione di Casamonica deriva non da tutto quello che abbiamo detto finora, ma da Wikipedia, perché abbiamo sentito dire anche questo in questo processo, da quello che c'è scritto su internet, sui giornali, perché questi testi, seduti là in quella scomoda posizione, che spesso tenevano ad evidenziare di non aver presentato denuncia, che quelli sapevano già tutto e ci hanno convocato, ovviamente c'è stato chi ha colto, tipo scialuppa di salvataggio, il commodus discessus di dire ma io alla fine non so niente, so quello che sta scritto sui giornali, sulle televisioni. E anche questo è un film già visto, io ve l'ho detto l'altra volta, quel famoso meraviglioso test e ben ti venga del processo della banda della Magliana, che si è distinto per aver ritrattato nel processo con vecchio rito le dichiarazioni. Lui dice il nome di Vittorio Casamonica, io lo conosco così dai giornali, tanto che il presidente gli dice ma scusa, ma sei detto che l'hai visto? No, sono stato frainteso, poi la Corte d'Appello, vi abbiamo prodotto pure quella sentenza, ritiene quella ritrattazione irragionevole. E poi, a proposito di Wikipedia, la maggior parte delle persone offese di questo processo e che abbiamo sentito, o che non abbiamo sentito e sono imputate come i Di Bartolomeo, vivono nella zona tuscolana Portafurba. Cioè, quelli che hanno dichiarato il falso agli inquirenti come i Di Bartolomeo, Casavecchia all'inizio, Migliarini, stanno nella zona di Portafurba. Quelli che si sono dovuti vendere le case come all'Abiso e dell'Orefice stanno nella zona di Portafurba. Formica Simone sta nella zona di Portafurba. Quelli che sono espatriati, Checchi Fabrizio, Bonidavri Alessandro, Lanzi Marco, stanno a Portafurba, ma del resto la fama della famiglia Casamonica, come hanno detto Fazzari e Furudi, è nota pure in Calabria. Ma veramente lo vogliamo affrontare questo tema ridicolo della televisione? Ma poi, scusi Presidente, io siccome non mi sottraggo agli argomenti, allora affrontiamolo. Ma di quale televisione stiamo parlando? Fino al 20 agosto 2015 i Casamonica vivevano in una bolla di impunità, anche grazie alla disattenzione dei mezzi di comunicazione. Dei Casamonica non si parlava mai, quindi tutta questa, siccome sono tutte estorsioni, usure che risalgono a epoca precedente, cioè su quali giornali l'hanno letto il nome di Casamonica, su quale televisione l'hanno letto? Quando Casamonica Giuseppe nel 2000 dice sederò Matteo, hai mai sentito i Casamonica? Beh, si può dire che non stava su Wikipedia perché internet neanche esisteva. Però ecco perché dico questa scialuppa di salvataggio che qualche testa ha colto, alla fine secondo noi dimostra proprio quello che vogliamo dimostrare, cioè che loro pur di non accusare Casamonica diventano ridicoli. Poi però c'è qualcuno che a un certo punto ha uno scatto di dignità e si ribella. Guardate, adesso vi leggo un passaggio della deposizione di Checchi Fabrizio che è da manuale. Checchi Fabrizio non è un cretino.
e non è l'ultimo arrivato. È uno che aveva costanti rapporti con Noemi Ranieri, che aveva rapporti con i Casamonica da anni, quindi lui sa chi sono. È uno che era amico di Perronace Davide, figlio di Perronace Nicola, 'ndrangheta di Anzio. È uno che faceva anche parte di un'associazione anti-racket. È uno che era stato usurato ed estorto dai Casamonica al punto da scappare all'estero. Insomma, il suo bagaglio conoscitivo ce l'ha. E lui a un certo punto viene sottoposto alle solite domande perché sia chiaro e a scanso di equivoci che è comprensibilissimo che l'avvocato faccia, è una scelta difensiva che magari avrei fatto anch'io, è ovvio, no? Ognuno fa il suo lavoro, quindi non c'è nessuna forma di critica ai difensori su questo. Però leggete questo passaggio del controesame e pensate a chi fa la domanda che pensa che Checchi Fabrizio dirà sì, l'ho sentito su Wikipedia. Domanda: ma questo lo dice sulla base delle informazioni che ha ricavato da Wikipedia e dai giornali? Scrive il trascrittore, risata di Checchi, no avvocato. Ma quindi la paura di avere delle ritorsioni da che deriva? Da che deriva? Deriva dal fatto che non è che mi sono fatto dare 1.000 euro dalla famiglia Bradford, sono i Casamonica, quindi avvocato. E quindi che cosa sa dei Casamonica? Allora Checchi, che quella è stata un'udienza, non so se ricordate che ci sono state molte schermaglie fra pubblico ministero e difesa con opposizioni continue, davanti a questa domanda cosa sa dei Casamonica, invece di rispondere si gira verso il Presidente e fa: vabbè, m'oppongo, me posso opporre io a una domanda del genere? È del mestiere questa? Come per dire, ma che domanda è? Ma stiamo scherzando? L'avvocato giustamente in casa: conosce fatti di sangue riconducibili ai Casamonica? Che cosa sa? Checchi: ah, quindi sono brave persone, mi sta dicendo? L'avvocato si innervosisce: io gli ho fatto una domanda, lei cerca di essere rispettoso, cerchi di essere rispettoso. No, gli ho fatto io una domanda a lei. Allora sono brave persone, cerchi di essere rispettoso. Essere rispettoso, e lei mi domanda se i Casamonica sono brave persone. Quindi vede, poi ogni tanto a qualcuno saltano i nervi, perché ci sarà un limite, no? Alla sindrome di Stoccolma, a Wikipedia. Ma di che cosa stiamo parlando? Quindi noi riteniamo che ci siano tutti i presupposti richiesti dal 416 bis, anche perché diciamo che già sarebbe sufficiente applicare quella giurisprudenza che dice: se esiste un'organizzazione dedita a reati aggravati dal metodo mafioso, l'organizzazione si chiama associazione mafiosa. Se commette reati aggravati dalla finalità di agevolare un'altra associazione mafiosa ne possiamo parlare, ma se sono reati aggravati dal metodo mafioso si chiama associazione mafiosa. E questo quindi è il primo aspetto, secondo noi, sul metodo, che poi è quello, diciamo, che sarebbe più che sufficiente per dire che è un'associazione mafiosa. Ma restiamo ai nostri amichetti di Portafuppa. Secondo requisito che non sarebbe richiesto è la territorialità. Lo affronto ugualmente, sono state poste tante domande al testo dello Iacono su questo. Come ha spiegato lo Iacono, come ha spiegato la Rogers, il clan Casamonica opera in tante zone delle parti sud-est della capitale. Ora, noi su questo punto potremmo dire, caro Presidente e caro i giudici all'atere, io intendo applicare quella giurisprudenza della Cassazione, anche recentissima, che è quella Fasciani del dottore Arioli, seconda sezione, che dice che il riflesso esterno della forza intimidatrice in termini di assoggettamento espressa dal vincolo associativo non deve necessariamente tradursi nel controllo del territorio. No? Ormai questo è pacifico. Che poi si fanno tante domande: che mafiaese non ha il controllo sul territorio? Dico, peccato che la Cassazione dice che non è necessario. Però noi intendiamo comunque affrontare questo aspetto, perché innegabilmente il radicamento su un determinato territorio è un indice di mafiosità. Non è necessario, ma è un indice. Perché è una caratteristica tipica delle mafie storiche.
Allora Fazzari che dice su questo? Dice i Casamonica nella zona tuscolana, soprattutto in prossimità di Vicolo di Portafurba, hanno una sorta di controllo del territorio, dice testualmente si sa che lì ci sono loro, che vuol dire, lui lo spiega, dice così come si sa che ci stanno quelli a Tor Bella Monaca, quelli a Quarticciolo, Roma è divisa anche per piazze di spaccio, dice lui testualmente, non è che uno può andare a fare i cavoli suoi a casa degli altri, si sa che in quella zona, quella è la zona dei Casamonica, e lo dice Fazzari. E c'è Giuseppe Casamonica, Bitalo, che riscontra questa dichiarazione, sempre con quella registrazione del 28 settembre 2000, perché là, lui perché chiede 300.000 lire alla settimana a quello che ha aperto la pizzeria? Perché la pizzeria è sulla Tuscolana. E quando quello gli dice ma stiamo tranquilli che poi non viene nessuno a rompere le scatole, e lui dice allora, ando stiamo noi, nessuno viene a rompere il cazzo, a bussà, addosso sto io. Questa è o no una rivendicazione di potere su quel territorio? Il giorno dopo c'è un'altra conversazione che io non riporto perché, come al solito, è quella che il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile, ma utilizzo la parte della sentenza che richiama anche le dichiarazioni di quegli ufficiali di polizia giudiziaria, in cui dice praticamente che Casamonica Giuseppe garantiva la tranquillità in quanto le altre organizzazioni operanti nella città di Roma sapevano che in quella zona il controllo spettava ai Casamonica, che è esattamente quello che dice Fazzari. Ci sono altre sentenze definitive che riscontrano tutto questo. C'è la vicenda dell'estorsione in largo Spartaco, che riguarda Casamonica Salvatore, classe 88, che non risponde di associazione mafiosa, ma riguarda anche Casamonica Pasquale, che è imputato in un processo parallelo a quello, e vi ho prodotto anche gli atti su questo. Qua pure, anche solo la lettura dell'imputazione, ma non è tenete conto che Largo Spartaco è a 1 chilometro da Portafurba. Mediante minaccia consistita nel rappresentare a Lupi Riccardo che avrebbe dato fuoco o fatto esplodere il pub denominato Sottosopra se non avesse corrisposto 500 euro la settimana. Si può dire che è una minaccia mafiosa? No. E poi, come emerge da quella sentenza, le persone offese di quel processo già sapevano con chi avevano a che fare, cioè con Casamonica Salvatore, classe 88, e con Casamonica Pasquale, detto Rochi. Poi c'è la sentenza definitiva con cui è stato condannato Spada Domenico e il padre Spada Angelo per l'estorsione a Del Gaudio. Quella è una vicenda brutta, anche perché Del Gaudio perde la casa, se la prendono gli Spada, poi questi vengono condannati in via definitiva, con confisca definitiva, e stanno ancora là. Cioè, anche in questo si manifesta proprio il senso di impunità. Sono ancora lì in quella casa, non la lasciano. Perché questa vicenda rileva per la territorialità? Perché la persona offesa aveva un debito per il quale poi si rivolge a Spada Domenico. Lui era titolare del Caffè Greco in via Tuscolana numero 1171, quindi zona Tuscolana. E poi sempre in zona Tuscolana vivono o operano principalmente tutta una serie di persone offese, cioè Marco Labiso, Simone Formica, Enrico Migliarini, Viola Maurizio, Lanzi Marco, Casavecchia, Fabio Massimo, Sulpizzi Fabio, Bonilario Alessandro, Dell'Orefice Domenico, sono tutti di quella zona. Il pub di Lupi di Largo Spartaco, l'ho detto, è a 1 chilometro da Vicolo di Portafurba. Quando si tratta di fare terra bruciata intorno a Fabio Sulpizzi, vanno a minacciare un barista di un bar in piazza Re di Roma. E poi c'è, sempre su questo aspetto della territorialità, visto che è stata una domanda che è stata fatta più volte allo Iacono, leggete, c'è un'intercettazione che è sempre quella che sta sul podio, del 4902 del 24/10/2016 fra Labiso Marco e Formica Simone. E questa è un'intercettazione che per certi versi è divertente, ma
peraltro è drammatica, in cui Formica si lamenta di una diretta Facebook fatta da Spada Domenico, che Spada Domenico va a Piazzale Gloria, si ascolta della ringa dei suoi avvocati nel processo per cui poi è stato condannato, esce tutto ringalluzzito e fa una diretta Facebook per dire che lui è una persona onesta, che lo conoscono tutti, che tutti sanno il bene che ha fatto, e Simone Formica non si capacita di questo e dice testualmente: ma te rendi conto, una serie di bestemmie che vi risparmio, ma lui che lo conoscono tutti, ma non è che dice stai a gente che non lo conosce, a gente che abita a Colli Albani, a Colli Travertino, lo conoscono tutti, ma tu vai a scrivere, a dire su Facebook che tu sei una persona onesta? Dice: a Colli Albani, a Arco di Travertino, tutti ti conoscono per quello che sei. Sempre lo stesso territorio, ed è lo stesso territorio su cui insiste l'auto M di Migliarini e Capriotti, che è in via Demetriade, a poche centinaia di metri da Porta Furba, come ha spiegato il Testero Iacono. E la Capriotti non solo dice su contestazione: in quella zona Appio Tuscolano e pieno di Casamonica sono una ragnatela e sono dappertutto. La ragnatela, che è lo stesso termine che aveva utilizzato Barcaccia. Ma dice anche un'altra cosa, dice che lui sapeva che nella Conad, nei pressi di Arco di Travertino, i Casamonica spesso non pagava. Ma voi avete mai visto qualcuno che non paga al supermercato ed esce senza che vengano chiamati i carabinieri? Alla Conad, nei pressi di Arco di Travertino, questo accade. E ancora, sempre per restare alla zona, non è un caso, lo so che l'ho già detto, ma lo voglio ripetere, non è un caso che quel funerale è stato fatto in zona Arco di Travertino, perché è una zona simbolica evidentemente per loro, ed è la zona dei nostri imputati. Quindi, se proprio ci vogliamo divertire su questo requisito della territorialità, che si è prestato a tutta una serie di domande, e qua il radicamento territoriale c'è, e come? Stiamo parlando di Roma, non di un paese della provincia di Reggio Calabria. È chiaro che tu non puoi pretendere che a Roma qualsiasi organizzazione abbia il controllo del territorio, che ha una locale di 'ndrangheta a Palmi o a Oppido Mamertina, ma in questa zona di Roma il controllo del territorio è questo. Come dice Fazzari, si sa che là ci stanno loro e nessuno va a fare i cavoli a casa degli altri. Ed è la stessa cosa che dice Casamonica Giuseppe. Terza questione, cassa comune. Non la dovrei affrontare, ma l'affronto lo stesso. Non la dovrei affrontare perché non sarebbe necessario. Che esista una cassa comune, lo dice pure la Corte di Cassazione, perché dice la vicenda all'Abiso, in cui all'Abiso viene estorto perché servono per pagare le spese dei carcerati, e in quel momento chi è in carcere degli imputati di cui è il capo A? Non certo Casamonica Luciano e Casamonica Lonziglio. Ci sono Giuseppe, Massimiliano, Enrico, Domenico. Per pagare quelle spese Luciano e Simone estorcono Marco all'Abiso, che è un requisito che poi utilizzeremo pure per dire è un unico gruppo. Quindi la Cassazione dice questo. Poi ci sono le dichiarazioni di Deborah Cerreoni, che dice che questi avevano una quantità di soldi in contanti spaventosa, al punto che l'avevano occultata nel muro. E lo dice anche Fazzari, però Fazzari lo dice derelato, nel senso dice no, me l'ha detto la Cerreoni. Allora anche qua, quindi qual è il fatto da provare? Che questi avessero una disponibilità di norme in contanti enorme. La Corte d'Appello dice no, questa dichiarazione non ha trovato riscontro perché durante le perquisizioni le somme non sono state trovate. Anche qua, santa pazienza, io mi affido all'intelligenza di chi mi sta ascoltando. Queste perquisizioni sono state eseguite il 17 luglio del 2018, il giorno dell'esecuzione della misura cautelare. I Casamonica da anni sapevano che Fazzari e Cerreoni stavano collaborando, no perché lo dico io. Fazzari lo ha spiegato bene, che è stato gli hanno mandato le minacce già in carcere, Casamonica Luciano gli ha mandato le minacce già in carcere tramite la Ranieri, quindi nel 2015, e che stesse collaborando anche la Cerreoni risulta da quella famosa annotazione fatta dal maresciallo Lerza, in cui Casamonica Massimiliano dice in modo inequivocabile che Deborah Cerreoni sta collaborando e dice
anche là con una frase che è di un'arroganza e di un senso di impunità insopportabile. Sì, lo sanno tutti che Casa Monica spacciano, ma lei deve portare i riscontri. Quindi è il 26 ottobre del 2015, quindi loro dal 26 ottobre del 2015 sanno benissimo che la Cerreoni sta collaborando e sanno benissimo che uno dei riscontri potrebbero essere i soldi occultati nel muro di cui la Cerreoni ha parlato. Quindi è ovvio, considerate pure quanto sono attaccati ai soldi, fanno tutto per i soldi, che una delle prime cautele che sono state adottate è stata quella di far sparire i soldi. Però la domanda è questa. I soldi non li abbiamo trovati, ma ci sono altri elementi che offrono le risultanze dibattimentali per sostenere che aveva ragione la Cerreoni quando diceva questi hanno una quantità di somme in contanti spaventose? Ci sono o no? Adesso ve li indico uno per uno e guardate quanti sono. Frittella Pamela, che dice? Che Casa Monica Liliana, per avviare il fan fatale, nel 2011 le aveva dato in diverse tranche 45.000 euro in contanti. Vicenda Marilyn, la Cerreoni dice che hanno dato una somma ingente in contanti che noi abbiamo quantificato in 50.000 euro circa, ne parlerà il collega Luciani, ma questo risulta dagli accertamenti bancari sul conto della Tris, in cui sono stati eseguiti fra il 3 novembre 2011 13 dicembre 2011, versamenti per 50.000 euro e interamente in contanti. Vicenda del ristorante di cui parleremo, quello di Vicolo delle Grotte, Snob Fish, la Luisa SRLS, dalle dichiarazioni di Bonilauri, Fabio e Alessandro di Casavecchia, emerge che in quella storia, e là siamo nel 2017, Casa Monica, Massimiliano e Pasquale hanno investito, sommando le varie cifre che hanno fatto loro e di cui parleremo, 50.000 euro in contanti circa, tutto in contanti. Vicenda Blue Canals, Passeri Pietro che dice io se gli potessi glieli restituirei. Che cosa sta parlando? Di 20.000 euro in contanti. Casa Monica Salvatore, classe 76, addirittura nell'intercettazione di Brasile Low Cost, dice che hanno investito in quell'affare, ne ha parlato il test Cortese, 4,5 milioni di euro. Questi sono gli straccioni, Presidente. Questi... Ci divertiamo a leggere le sentenze definitive che abbiamo prodotto, che ogni volta che la producevamo non se ne comprende la rilevanza, ma non ci opponiamo. Ma non ve la spiego io la rilevanza. Sentenza del dottore Picazio del 1 giugno del 2010, definitiva. Ma non ve la spiego io la rilevanza. Sentenza del dottore Picazio del 1 giugno del 2010, definitiva. Giuseppe Casamonica, a fronte di redditi irrisori, aveva 2 Ferrari e una BMW, Ferrari del valore di 200.000 euro. Allora, Presidente, guardatevi la parte della sentenza dedicata alla confisca, pagine 49-106, da cui emerge che Giuseppe Casamonica, a fronte di redditi irrisori, aveva 2 Ferrari e una BMW, Ferrari del valore di 200.000 euro.